quest'area a gennaio sarà al centro di un percorso nuovo che abbiamo predisposto e che collegherà il teatro ellenistico, il quartiere ellenistico romano, i monumenti all'interno dell'area del museo, il Buleterion, l'Ecclesiasterion, il Tempio Romano, e la visita terminerà all'Ipogeo Giacatello, e quindi un itinerario nuovo che si apre, una nuova parte più alta della Valle dei Templi messa a disposizione dei visitatori. Un'iniziativa che va letta anche in chiave didattica e di conoscenza anche per il grande pubblico, che potrà capire meglio perché questa casa si chiama Casa della Gazzella, denominazione diciamo che era sicuramente nota agli esperti e agli addetti al settore, ma adesso diciamo, è di immediata comprensione anche per il grande pubblico. L'idea del progetto nasce dopo il restauro del pavimento dove era collocata la gazzella, che aveva lasciato questo vuoto essendo musealizzato dagli anni 50, per cui abbiamo scelto una delle scuole più prestigiose di Ravenna per avere la possibilità di avere il massimo. In realtà si è concluso nel miglior modo possibile. Adesso i visitatori potranno vedere nel suo contesto e avere una lettura integrale di quello che era il pavimento di questa domus così importante, che il proprietario riceveva in questa sala tutti gli ospiti. Per noi è un motivo di grande orgoglio avere ricevuto la commissione di rifare il mosaico della Gazzella. Tenete presente che siamo una scuola, un liceo, non un ente che lavora per la committenza, ed essere qui oggi in questo meraviglioso parco della Valle dei Templi è davvero una grande emozione, siamo molto soddisfatti. Il lavoro è stato realizzato, oltre che da Giorgia, con una borsa di studio, anche dagli ex allievi del corso di restauro, ex allievi ed ex insegnanti. Il professor Paolo Raccagni, che ha gestito tanti siti della Sicilia assieme ai ragazzi proprio, è venuto qui in Sicilia con le classi e ha lavorato negli scavi con i ragazzi della scuola e ci ha aiutato tantissimo nella realizzazione di questo lavoro. Per realizzare il mosaico della Gazzella abbiamo impiegato circa un anno, perché soprattutto nella ricerca del materiale, quindi nella realizzazione del campionario, abbiamo dovuto veramente trovare dei materiali che rendessero veramente giustizia a quello che era originariamente il mosaico pavimentale.